Su Pinnettu, la tipica capanna dei pastori della Sardegna centrale, luogo isolato e rigoroso in cui tra pietra calcarea e tronchi per secoli i caprari ricoveravano i loro animali e senza volerlo divenivano primi testimoni e custodi di un mondo in cui lo scambio tra uomo e natura era leale e simbiotico. Sensazioni e ambientazioni che oggi possono essere conosciute da tutti grazie al progetto ideato e realizzato da Coldiretti Nuoro-Gliastra, Le vie di Sospinnettos, presentato questa mattina alla Camera di Commercio di Nuoro, finanziatrice del progetto, che farà scoprire e vivere ai visitatori i luoghi isolati che erano scenario quotidiano per gli allevatori di capre. Un progetto nato prima di tutto per far conoscere ancora questi ultimi coraggiosi caprari che vivono in queste montagne, lavorando come si lavoravano 200-250 anni fa. L'unica cosa che hanno la macchina adesso, tutto l'altro è intatto. E poi far conoscere, prima di tutto, ai nostri figli che non conoscono i sacrifici che facevano questi caprari, il rispetto che hanno per l'ambiente, le tradizioni, le usanze, tutto. E poi far conoscere ai turisti, agli abitanti della Sardegna, a tutti quanti, questi bellissimi posti che abbiamo. Un percorso turistico esperienziale del territorio e del patrimonio enogastronomico del Nuorese che coinvolge i comuni di Dorgali, Baunei, Orgosolo e Urzulei e che vedrà la partecipazione di diverse aziende agroalimentari e turistiche. E poi l'esperienza sul posto è supportata da un'applicazione realizzata appositamente da Musichè che consente agli utenti di avere informazioni sui pinnetti, inclusi i tragitti e la geolocalizzazione. Il progetto è collegato a un'app che potrà consentire a tutti i turisti, soprattutto ai turisti che vanno a frequentare la Sardegna nelle zone marine, di poter entrare nelle zone interne tramite questo applicativo e direttamente andare a degustare le nostre produzioni locali, le nostre eccellenze negli antichi pinnetti che sono ancora oggi in parte ristrutturati e in parte anche abitati. L'augurio è che questi pinnetti possano continuare a vivere ancora per tanti anni, anche perché non dimentichiamoci che oggi abbiamo i caprari, abbiamo i pastori che sono i custodi del territorio.